Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori, teleascoltatori e torniamo a parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parleremo di vaccini. Sono oltre 600.000 infatti gli italiani che hanno ricevuto fino ad ora il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. La campagna di vaccinazione iniziata il 27 dicembre scorso in Italia sta quindi proseguendo con la somministrazione alle fasce prioritarie, ossia medici, operatori sanitari, operatori sociosanitari, ospiti di strutture residenziali e le persone in età avanzata. In Veneto al momento sono state somministrate oltre 63.000 dosi che corrispondono al 100% della prima fornitura e al 63,4% della seconda da parte sempre di Pfizer. In molte regioni ora si sta per procedere alla seconda, al richiamo quindi della prima somministrazione necessario perché il vaccino risulti efficace. Però per parlare di questo e di molto altro, in particolare delle fasce che non sono state inserite in quelle prioritarie, siamo in collegamento con Paolo Righetti della segreteria CGIL del Veneto. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti voi. Allora, dunque, la CGIL nei giorni scorsi ha manifestato il proprio disappunto proprio perché nelle prime fasi del vaccino sono state escluse determinate categorie di persone. A chi vi riferite in particolare? Noi ci siamo raccomandati che nel piano della vaccinazione, che è partito abbastanza bene qua in Veneto, sembra che siamo una delle regioni che ha effettuato più vaccini in questa fase in rapporto alle dosi disponibili, non ci si dimentichi di quella fascia di lavoratori e di lavoratrici che sono estremamente importanti nella filiera dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ci riferiamo in particolare a tutti quei lavoratori dei cosiddetti servizi ausiliari, i lavoratori che fanno le pulizie, i lavoratori delle mense, i lavoratori dell'assistenza alla persona, sia nelle strutture sanitarie, negli ospedali, sia nelle case di riposo in particolare, e poi il mondo più grande delle persone che fanno, dei lavoratori che fanno assistenza alla persona, i caregiver, cosiddetti, quelli che dalle badanti che assistono in tante case, in tante famiglie i nostri anziani, in particolare le persone non autosufficienti. Ci siamo raccomandati fortemente con l'assessore regionale perché questa dimenticanza, questa sottovalutazione l'abbiamo attraversata anche per esempio nella fase di effettuazione dei tamponi, nella fase di azione del sistema di sorveglianza per quanto riguarda i tamponi. Poi col tempo siamo riusciti anche a recuperare un impegno preciso da questo punto di vista. Oggi non bisogna assolutamente dimenticarsene nel piano di vaccinazione, perché altrimenti si indebolirebbe l'efficacia stessa complessiva del piano di vaccinazione. Ecco, quindi voi avete appunto, come dicevi prima, avete portato il vostro punto di vista davanti alla regione, all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Ecco, qual è stata la risposta della regione alla vostra richiesta? Allora, la regione ci ha garantito che per quanto riguarda gli operatori dei servizi ausiliari, il piano predisposto dalla regione prevede anche l'erogazione del vaccino anche a questa fascia di lavoratori, sia nelle strutture sanitarie sia nelle case di riposo, a cura, come per tutti, delle USL e dei dipartimenti di prevenzione. Noi abbiamo preso positivamente questo impegno e ci auguriamo che venga realizzato con qualche preoccupazione perché il personale medico che sarà addetto al piano di vaccinazione è lo stesso personale che in questi mesi è stato utilizzato per il sistema di screening e di sorveglianza, con tutte le carenze e i limiti di personale che abbiamo registrato e anche denunciato in questi mesi. Per cui la preoccupazione è: il personale sarà sufficiente per consentire l'erogazione del vaccino a tutte le fasce, comprese queste che abbiamo richiamato, su cui abbiamo richiamato la vigilanza e la necessità di effettuazione, e poi su tutta la popolazione. Ecco, da questo punto di vista pensiamo che sarebbe anche molto importante un accordo, una convenzione, così come è stato fatto per l'effettuazione dei tamponi, anche per quella dei vaccini, con i medici di medicina generale.
Certo. Ecco, voi avete anche chiesto, tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, anche un congruo periodo di misure di contenimento in Veneto per ridurre la diffusione del virus. Ecco, credete che sia sufficiente a questo punto l'attuale zona arancione, oppure pensate che sarebbe necessario anche un periodo in zona rossa che proprio in questi giorni sembra farsi sempre più concreto a fronte delle probabili modifiche di classificazione regionale dell'Istituto Superiore di Sanità? Guardi, noi siamo un sindacato per cui non abbiamo le competenze mediche, scientifiche per poter esprimere noi e decidere noi cosa sia la misura adeguata, e ci affidiamo ovviamente agli organismi, alle sedi competenti, che sono quelle a livello nazionale, dall'Istituto Superiore della Sanità al Comitato Tecnico Scientifico. Pensiamo che debba essere superato quella conflittualità, quella contrapposizione fra regioni che ha caratterizzato tutto questo anno, e che ci debba prevalere invece uno spirito di collaborazione e di condivisione. Di sicuro, dal nostro punto di vista, per quello che vediamo che succede nelle case di riposo, negli ospedali e nei territori, abbiamo espresso una grandissima preoccupazione per una situazione che è di forte gravità, ed è di forte gravità soprattutto, come abbiamo visto nelle ultime settimane, qui nella nostra regione, nel Veneto. C'è quasi 100.000 positivi, più di 3.000 positivi al giorno, che è quasi un quarto del totale che si verifica attualmente in Italia. 3.500 ricoverati quasi, di cui 400 in terapia intensiva solo per Covid. Una media drammatica, inaccettabile, di 100 morti al giorno, con una crescita anche nelle ultime settimane. Sono in totale più di 7.000 dall'inizio della pandemia, 4.000 se prendiamo solo il periodo da ottobre ad oggi. Tantissimi focolai nelle case di riposo, più di 200 sono stati registrati, e tutto questo ha portato anche a una cosa pericolosa, insomma, che si aggiunge e accentua la situazione di difficoltà, che è il blocco totale delle attività ordinarie. Un blocco che, se non si arresta drasticamente questa crescita esponenziale dei contagi, che si porta dietro una continuità della dimensione dei ricoveri e purtroppo anche delle persone che poi stanno male e che muoiono, il rischio è che questo determini un incremento ulteriore della pressione straordinaria che c'è sulle strutture sanitarie, e addirittura che possa portare al blocco non solo dell'attività ordinaria, ma anche delle attività, degli interventi e delle prestazioni di carattere più urgente, e questo sarebbe devastante. Per cui, dal nostro punto di vista, è da mesi che richiediamo e che sollecitiamo delle misure più restrittive di quelle che sono state adottate nel Veneto in questi 2 mesi, la famosa e la cosiddetta zona gialla. Siamo convinti che sia una priorità oggi arrestare e fermare e ridurre questa diffusione, che la zona gialla non sia assolutamente sufficiente. Adesso, per effetto delle decisioni nazionali, si è passati a zona arancione. Siamo dubbiosi che questo possa essere sufficiente, data la situazione di gravità che ho appena richiamato, ma però non sta certo a noi assumere queste decisioni. Vediamo e ci auguriamo che da una parte queste ulteriori misure restrittive producano un effetto importante e positivo, dall'altro che il piano vaccinale diventi, insomma, lo strumento più importante di contrasto a questa pandemia, che veramente non ci lascia respirare, di cui non si vede un'uscita a breve, e che crea una situazione estremamente difficile per tutte le conseguenze che ne derivano, ovviamente quelle sul piano sanitario, sul piano della salute, ma anche sul piano economico. Certo. Noi siamo un sindacato per cui siamo estremamente attenti alle conseguenze che le misure restrittive determinano sul piano delle attività produttive e dei livelli occupazionali. Però siamo altrettanto convinti che non ci può essere una ripresa organica, strutturale delle attività produttive e di conseguenza dell'occupazione in una situazione che continui ad essere di forte e grave emergenza epidemiologica e sanitaria. Aggiungo che ovviamente nel richiedere, nel pensare che
siamo in una fase di nuovo straordinaria di emergenza e che servono misure più restrittive, contemporaneamente, come abbiamo sempre fatto dall'inizio di questa pandemia, chiediamo con forza al governo le misure di copertura economica per le imprese e per i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, che sono necessarie e indispensabili a non creare una situazione di disagio sociale non sostenibile. Assolutamente. Insomma, noi adesso aspetteremo di vedere appunto come si evolve la situazione, speriamo che vada tutto per il meglio, e nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Paolo Righetti della segreteria CGIL del Veneto. Grazie per essere stato con noi Ringrazio oggi. io voi e tutti i radioascoltatori. Arrivederci. Benissimo. Grazie, e allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente la nostra terza e ultima intervista. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.